Per cambiare la narrativa bisogna cambiare i presupposti, diciamo, culturali che stanno a monte e quelli sono più difficili da cambiare. Dopo la narrativa diventa quasi una naturale conseguenza. Infatti è proprio la cifra culturale. È fondamentale perché le cose esistono quando vengono raccontate. Ecco, si parlava anche della bellissima esperienza un po' Ambrennera Valdobbiadene, ce la volevo un po' approfondire. Sì, l'esperienza quella Era l'incontro tra, diciamo, spazi e personaggi. esatte. Cioè il tema era riuscire a fare in modo che lo spazio educativo fosse realmente educativo. E uno spazio, siccome è fatto di metri quadri, superficie, lux a terra, calore, non ha nulla di educativo. Deve essere un luogo per essere educativo. E in questo senso il paesaggio è pieno di luoghi in Quossonica. Per quanto riguarda invece gli spazi virtuali e gli spazi fisici, si è parlato anche di questo, quindi delle incognite o no. Cosa ci dice riguardo a questo? Che la necessità di spazio è una necessità che ha l'uomo. L'uomo deve muoversi e ha bisogno di spazio. Quando lo spazio fisico o diventa poco o ha degli ostacoli, c'è l'opportunità di questi spazi virtuali, che però sono spazi nuovi. Mentre noi siamo da milioni di anni abituati a muoversi nello spazio fisico, la nostra evoluzione non è pronta oggi per le trasformazioni che lo spazio virtuale genera. Ha troppe incognite? Non è questione di troppe incognite, ci sono moltissime incognite, ma c'è anche il fatto che noi non sappiamo valutare gli effetti di queste cose perché sono molto più veloci rispetto alla nostra biologia.